Eccoci qui amici, rientriamo dopo la sigla, siamo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano e ci troviamo all'interno dello stand della Regione Veneto in compagnia di Marino Finozzi che è l'assessore regionale al turismo. Assessore, buongiorno, piacere ritrovarla. Naturalmente il Veneto non può mancare di presentarsi con tutta la sua offerta turistica in questo contesto, vogliamo dire, internazionale. Bisogna ricordare che il Veneto è la prima regione in Italia e la quarta destinazione in ordine di importanza in Europa, quindi non possiamo mancare. Ovviamente siamo presenti tenendo conto anche di quelle che sono le nostre risorse, ma insomma il nostro stand mantiene la propria dignità. 2012 che ci conferma anche come trend di crescita. Nel 2011 pensavamo di aver toccato il picco di presenze turistiche con 15.700.000 turisti, 2012 che era iniziato così con qualche nube all'orizzonte, ovviamente dettata dalla crisi, ci ha visto invece ancora con una leggera crescita, un 0,3%, ma insomma aver pareggiato era già un ottimo risultato, essere cresciuti vuol dire grande soddisfazione da parte di tutti. Forse questo è dovuto anche dal fatto che abbiamo diversificato l'offerta turistica, sappiamo che nel Veneto ci sono le spiagge, la montagna, le città d'arte, il lago, le terme, insomma c'è una tale varietà di offerta turistica che è impossibile non scegliere il Veneto per una vacanza, però bisogna continuare a crescere nell'offerta, nei prodotti, nelle capacità di far conoscere il nostro territorio. Ad esempio una cosa importante, a novembre in Portogallo l'Organizzazione Mondiale che gestisce tutta l'attività del golf legato al turismo ha riconosciuto il Veneto per il 2013 come migliore destinazione al mondo. Questo ci ha, oltre motivo d'orgoglio, ci dà la possibilità anche di farci conoscere per questa caratteristica. In Veneto ci sono circa 40 campi da golf sparsi in tutto il territorio, dal lago di Garda ad Asiago, a Cortina, al Lido, alle belle realtà delle colline del Veneto, che dà la possibilità all'appassionato del golf di farsi una bella partita, ma anche andare poi a conoscere il territorio da un punto di vista enogastronomico, culturale, delle tradizioni. Questo ci permette di essere interessanti soprattutto per il nord d'Europa, dove il golf a volte è un sport più diffuso rispetto che al calcio. Il golf sembrava fino a poco tempo fa un sport d'élite solo per pochi intimi, per i ricconi, no? Oggi con pochi euro si può farsi la bella partita, magari noleggiando le scarpe e le mazze e farsi una bella giornata all'aria aperta. Assessore, oltre agli stranieri, in particolare i teutonici, chi sono gli stranieri che vengono in Veneto? Confermando che oltre il 65% dei nostri turisti sono stranieri, sta crescendo moltissimo il mercato russo, cinese e sudamericano. Addirittura la Cina, in termini turistici, è al quinto posto come mercato turistico per il Veneto. E per noi è molto importante avere questi mercati, perché sono mercati che stanno crescendo da un punto di vista economico, quindi mercati ricchi. Qual è il nostro impegno? È quello di aiutare gli operatori a conoscere le abitudini di questi turisti, perché ovviamente il cinese ha una propria cultura, delle proprie abitudini, il russo altrettanto, quindi nel 2013 partiremo con alcuni percorsi di formazione dedicata agli operatori perché possano capire in maniera più approfondita quali sono i bisogni e le richieste del turista che arriva da così lontano. Assessore, sappiamo che un tema a lei caro è quello dell'accessibilità. Il Veneto, regione pilota in Europa per quanto riguarda questo aspetto legato al turismo. Certo. È un progetto che ha questa duplice valenza, una valenza ovviamente di carattere sociale ma anche economica. Basta pensare che solo in Europa ci sono circa 80 milioni di persone che con disabilità permanenti o temporanee hanno bisogno di capire qual è la località turistica che gli può offrire una vacanza tranquilla, perché anche per queste persone bisogna riconoscergli il diritto alla vacanza. Quindi il 21, 22, 23 di marzo ci sarà la quarta edizione di Gitando.Hollar, l'unica fiera in Europa sul turismo accessibile a Vicenza, dove ci presenteremo anche questa volta con tutta una serie di iniziative e in quella occasione dibatteremo sul tema del turismo accessibile con rappresentanze del governo nazionale, con altre regioni, con l'Europa e anche una rete di realtà in giro per tutto il mondo con i quali stiamo collaborando. Ci saranno rappresentanze del Canada, della città di New York, del Brasile,
di Israele, della Giordania, insomma una rete di realtà che tra di loro vogliono dialogare su come migliorare l'offerta turistica per le persone disabili. Insomma, un bel segnale nel senso della sensibilità sempre maggiore verso questi temi. Assessore, che cosa vi dicono i vostri dati riguardo, insomma, alle prospettive per la prossima estate e quest'anno dal punto di vista turistico? Ovviamente molto dipende dal clima. Infatti per la montagna questa ultima stagione è stata importante stagione perché ha nevicato fin dalle prime settimane di novembre, poi ha continuato, mentre la stagione precedente non aveva assolutamente nevicato e quindi abbiamo un 20% di più sulla montagna invernale. L'estate nel 2011 è stata un'estate lunga, arrivata quasi fino ad ottobre con le belle giornate e questo ha aiutato. Quindi oltre che la promozione, l'incentivazione a migliorare la qualità dipenderà molto anche se farà bello o brutto tempo. Comunque io spero di mantenere quelli che sono i trend di questi ultimi anni di crescita. Lei che ovviamente ha il contatto diretto con gli operatori del settore, credo che questa sia stata anche un'occasione per parlare proprio con questi. Che cosa le hanno detto? Quali sono le esigenze che vengono dal mondo del turismo? Ovviamente la crisi, nonostante il numero di turisti cresca, e quello che lasciano al territorio è un po' meno rispetto agli altri anni perché c'è soprattutto il mercato italiano. Quindi il loro problema è capire qual è il reddito, la redditività che rimane a fine anno. Ovviamente c'è anche una politica dei low cost, quindi abbassare i prezzi dell'offerta turistica che rosica poi i margini. Quello che abbiamo condiviso come necessità è quello di migliorare la qualità, quindi possiamo mantenere i prezzi adeguati e dare la possibilità all'operatore di investire nella propria struttura. Ci sono fondi di rotazione che aiutano ad esempio gli albergatori di ammodernare le proprie strutture e di renderle sempre più accoglienti e di aumentare anche il livello di professionalità attraverso appunto dei corsi di formazione. Grazie a Marino Finozzi, assessore regionale al turismo. Facciamo una piccola pausa adesso qui dalla BIT di Milano, vediamo un servizio che abbiamo realizzato a Caerano San Marco in provincia di Treviso e poi rientriamo sempre qui dallo stand della Regione Veneto alla Borsa Internazionale del Turismo.